Zio di mio padre fu chiamato dalla regione per fondare l'Istituto d'Arte per la Ceramica a Santo Stefano di Camastra. Quindi è l'azienda che in qualche modo è collegata con la scuola. Tuo zio Assolutamente. è il fondatore. L'attuale liceo artistico Ciro Michele Esposito. È un posto magico, immenso. Circa 4.500 metri quadri. E qui abbiamo la zona di decorazione dove potete vedere il crudo. Questo è un tavolinetto in pietra lavica smaltato. Verrà decorato esattamente qui dentro. Qui potete ammirare la produzione esclusivamente a mano della pietra lavica ceramizzata e della ceramica. E qua nasce la bellezza. E qui c'è poco da dire, c'è tanto da guardare. Possiamo vedere le teiere, ancora da infornare. Voi fornite anche altri punti vendita? Cioè... Abbiamo uno showroom a 56 Avenue a New York, ma abbiamo sempre lavorato con tutto il mondo veramente, Russia, America, Germania. Negli ultimi anni si è lavorato molto bene con lavori in pietra lavica ceramizzata. Quello che solitamente viene immaginato in granito e marmo noi lo possiamo realizzare in pietra lavica ceramizzata. Tavolo che è 240 x 120 ovale e rettangolo con vediamo fico d'India, melograni e limoni. Da attenzionare le sfumature dei melograni perché è un nostro punto di forza, l'ha fatto esattamente Vale. È una mano molto delicata e raffinata, può vedere appunto nelle sfumature.